Ti è mai capitato anche solo per un attimo di pensare a come può cambiare tutto in un solo istante? Magari mentre guidiamo di notte su una strada che conosciamo a memoria? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Ad Alghero è successo proprio questo. Un'auto si è ribaltata in via Fermi e una donna è rimasta intrappolata tra le lamiere. Quando questo video scoprirai cos'è accaduto e come si è trasformata in pochi minuti una notte di paura in una corsa contro il tempo per salvare la vita. L'incidente è avvenuto intorno a luna. Per cause che i carabinieri stanno ancora accertando, la vettura si è capovolta su un fianco. All'interno c'è una ragazza, bloccata, incapace di uscire. Una scena che chiunque di noi, sardo o no, faticherebbe a dimenticare. Io seguo quotidianamente le notizie locali, dalle fonti giornalistiche più autorevoli della Sardegna, e ti racconto questi fatti proprio perché fanno parte della nostra realtà quotidiana, spesso invisibile a chi non vive qui. I vigili del fuoco, per recuperare la ragazza, hanno dovuto usare cesoie e divaricatori idraulici per aprire un varco dal portellone posteriore e liberarla. Una manovra molto delicata che ha richiesto sangue freddo e precisione. Una volta fuori è stata affidata alle cure 118 e trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Non sappiamo ancora la gravità delle ferite, ma il fatto che sia stata salvata in tempi rapidi è già una vittoria contro la paura. E allora, ancora una volta, io mi chiedo, quando siamo davvero pronti, come comunità, a fronteggiare simili emergenze? Perché da un lato c'è la responsabilità individuale, legata alla guida, e dall'altro c'è l'efficienza dei soccorsi che, ancora una volta, ad Alghero hanno fatto la differenza. E come alla fine di ogni video ti lascio una domanda. Secondo te, cos'è più importante per prevenire tragedie come questa? La prudenza dei singoli al volante o un sistema di sicurezza stradale e soccorsi sempre più efficace e rapido?